Mister, le chiedo che partita chiede alla sua squadra domani e poi una valutazione globale sullo Spezia, caratteristiche e punti di forza della formazione di italiano. Grazie. Ma lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A, sta facendo un grandissimo campionato, si pensava che fosse una Cenerentola della Serie A, invece sta dimostrando con prestazioni di potersela giocare alla pari con quasi tutte le squadre, ha fatto grandi risultati anche contro grandi, ultimamente anche contro il Milan, quindi sarà una partita molto difficile, importante per noi perché dobbiamo riscattare i 2 punti persi sabato a Verona e continuare a lottare per lo scudetto, quindi dovremo fare una partita intensa, dando subito ritmo dal primo minuto perché sappiamo che incontreremo una squadra di grande valore. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno. Volevo chiedere una valutazione sul fatto, insomma, che sia, credo, la quarta rimonta che avete subito quest'anno, e non da squadre, diciamo, di vertice. Le chiedo se si è data una spiegazione a questo, se è soltanto una coincidenza e se appunto la partita di domani, arrivando così in maniera ravvicinata, può essere uno stimolo in più, un po' come era stata la Supercoppa dopo la sconfitta con l'Inter. Ma sì, no, ogni partita viene valutata per gli errori fatti o anche per le giocate buone che abbiamo effettuato, quindi sappiamo che siamo stati raggiunti in 4 partite, ogni partita è stata diversa, quella dell'altra sera abbiamo preso gol in un momento dove non c'erano segnali di pericolosità del Verona, quindi questo ti fa ancora più male. Però quando succede questo sono sempre tanti errori all'interno di un'azione o di un momento, quindi li abbiamo analizzati bene e cercheremo sicuramente di evitarli. Giovanni Albanese, Sport Italia. Buon pomeriggio mister, le chiedo se è ipotizzabile Chiesa seconda punta e se è ipotizzabile una convocazione per Morata, grazie. Ma Chiesa non è ipotizzabile la seconda punta perché potremmo avere altre soluzioni, anche perché sugli esterni non ne abbiamo, oppure di ruolo come il suo in rosa non ce ne sono, quindi lui sta giocando bene lì e quindi continueremo a farlo giocare in quella posizione. Morata oggi si è allenato un po' con noi, vedremo domani mattina come starà, se magari portarlo in panchina per averlo poi a disposizione, però possiamo vederlo solo domani mattina. Nicola Gallo, Videogruppo. Buongiorno mister, volevo parlare del centrocampo, sapere se McKennie insomma se la sta lasciando alle spalle questo problema, perché l'altro giorno l'abbiamo visto anche out, e se la partita di domani potrebbe essere un'ulteriore chance per Fagioli. Ma Fagioli oggi ha avuto un problemino un po' di pancia intestinale, quindi è stato a riposo e speriamo domani possa stare meglio. Per quanto riguarda McKennie sta meglio, però anche lui viene da tante partite, dopo un po' che gioca c'è sempre questo riacutizzarsi, quindi avrebbe bisogno di qualche giorno di riposo, però in un periodo così di emergenza avremo bisogno anche del suo apporto, anche solo per un certo quantitativo di minuti. Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, le chiedo che sensazioni ha guardando la classifica con il distacco dall'Inter che si è ampliato e quali sono le cose che le fanno sperare in una rimonta ancora. Grazie. Ma l'obiettivo nostro non cambia, siamo lontani per adesso dalla vetta perché l'Inter ha vinto ieri, il Milan lo stesso, però i nostri obiettivi non cambiano, dobbiamo pensare di vincere partita dopo partita perché è nelle nostre corde e è anche uno dei nostri obiettivi, quindi non guardiamo a quelli che ci stanno sopra, non guardiamo a quelli che ci stanno sotto, ma pensiamo solo a noi stessi, che è la cosa più importante e anche più impegnativa, però l'obiettivo deve essere sempre nella nostra testa perché sappiamo che abbiamo qualche punto di distacco, però le partite da giocare sono ancora tante, ci saranno tante partite importanti da giocare, quindi
finché ci sarà spazio per recuperare staremo sempre lì con la testa. Romeo Agresti, Gol.com. Buon pomeriggio mister, le chiedo se c'è qualche novità su Arthur, grazie. No, nessuna novità, sta continuando il suo periodo di riabilitazione sperando di averlo il prima possibile. Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, volevo chiederle se a questo punto della stagione del campionato si aspettava qualche punto in più in campionato della Juve e anche un distacco minore dalla vetta della classifica. Grazie. Ma certo che ti aspetti qualche punto in più, purtroppo sono venuti in meno, però l'obiettivo iniziale era quello di vincerle tutte, poi è normale che tu non possa raggiungere questi obiettivi. Sappiamo di aver perso tanti punti per strada, però quello ormai è il passato, guardiamo al futuro, il futuro si chiama Spezia, una partita importante da giocare e da vincere. Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport. Mister, buongiorno. C'è la possibilità di giocare in un altro modo con lo Spezia o in un futuro prossimo, ma restiamo sullo Spezia, mi viene in mente il 4-4-2, oppure la formula 4-4-2 anche in fase di possesso, oppure la formula con i tre difensori in fase di possesso e poi il 4-4-2 difensivo sarà sempre il vostro marchio di fabbrica? Ma no, dipende molto dai giocatori che ho a disposizione. Domani fortunatamente torna Danilo che mi dà tante soluzioni sia per una difesa 3 sia per una difesa 4, quindi con lui posso anche cambiare in corsa. Il 4-4-2 iniziale che abbiamo provato dall'inizio della stagione è rimasto invariato solo in fase di non possesso, poi per il resto quando siamo in costruzione cambia di partita in partita in base anche alla squadra avversaria. Dario Morricone, Rai. Buonasera mister, volevo capire se domani sera le scelte di formazione saranno anche un po' in base a quello che è il calendario, la Lazio sabato e poi il ritorno di Champions. Non ha tanti infortunati, ci sarà qualche giocatore dell'Under 23 che potrebbe giocare dal primo minuto. Ma le scelte di domani non sono in base alla partita di sabato, ma sono in base ai giocatori che ho a disposizione. Come ho detto prima, bisogna guardare partita dopo partita. Quella di domani è una partita importante, ho pochi giocatori a disposizione e con quelli cercherò di fare la formazione. Sicuramente avrò dei ragazzi dell'Under 23 in rosa e da portare in panchina o anche da fare giocare all'inizio, però non guardo la partita di sabato o la partita di Champions. Partita importante è quella di domani. Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Buongiorno Andrea, tu hai giocato in una Juve di gran carattere, tu stesso hai sempre manifestato un gran carattere. Quando parli di credere ancora nello scudetto, dici di credere ancora nello scudetto, senti che c'è quel carattere all'interno della tua Juventus? Certo, se no non lo direi. Non parlo solo a nome di allenatore della Juve, ma parlo a nome del gruppo squadra. So che i ragazzi ci credono, si allenano bene, hanno questa voglia di tornare a conquistare il titolo e quindi questo mi fa stare tranquillo. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, anche se abbiamo qualche punto in meno, però vedo che la squadra ha questo spirito, ha questa voglia di raggiungere obiettivi importanti e quindi è normale che noi continuiamo a pensare a quello. Gianluca Dennino, La Stampa. Sì, buongiorno mister. Io volevo chiederle, tutti gli allenatori mettono in conto delle difficoltà. Lei pensava di dover affrontare queste difficoltà proprio a livello anche strutturale della sua squadra? E poi perché questa sua Juve non ha continuità? Cioè in campionato ha avuto dei minicicli di 3 partite, di 3 vittorie consecutive al massimo, mentre la Juve abituava magari a vincere 7, 8, 9, 10 partite anche consecutivamente. Secondo lei perché questo? Grazie mille. Perché tutti gli anni non sono uguali. Capita di avere continuità in certi periodi della stagione, poi capita di incappare in qualche sconfitta, però questo non è normale, ma non è detto che tutti gli anni siano uguali. Sapevo di iniziare un percorso difficile, in un'annata particolare, con tanti impegni ravvicinati, però ero consapevole di questa cosa. Abbiamo cercato di costruire
una squadra super competitiva e lo siamo, e quindi però l'unica cosa che non avevo messo in preavviso erano magari di avere tanti infortunati tutti nello stesso momento. Poteva essere all'inizio un pensiero, perché dopo tante partite giocate l'anno scorso, ripartire e giocare così tante partite, era normale avere magari qualche infortunio durante la stagione, però averli poi in un periodo così delicato della stagione non ci avevo tanto pensato. Però sono fiducioso, sono contento dei giocatori che ho a disposizione e continuo a lavorare con grande fiducia con questi. Passiamo a Sergio Baldini, Tutto Sport. Buongiorno mister, volevo sapere che tasti ha toccato con la squadra in vista di questa partita e dopo Verona, se ha cercato di ottenere una reazione forte di rabbia, arrabbiandosi magari anche lei, o piuttosto di dare tranquillità, serenità, evitare magari troppa frenesia o timori? Ma ho cercato di tenerli tranquilli e cercato soprattutto di fargli recuperare energie fisiche e mentali, perché dopo tante partite, un giorno e anche 2 giorni dopo arriva la stanchezza più forte, quindi in questi 2 giorni c'è stato soprattutto un impegno di recupero. Abbiamo parlato anche su come cercare di recuperare energia più in fretta possibile, e poi domani mattina avremo magari una seduta un po' più specifica per cercare di entrare proprio dentro alla partita. Emanuele Gamba, La Repubblica. Sì, buongiorno Andrea, volevo chiederti come sta la squadra dal punto di vista del morale, se stai notando magari qualche crepa, qualche cedimento, qualche segno di sfiducia. Vorrei sapere anche come il tuo di morale. Tu apparentemente sei sempre molto tranquillo, volevo sapere se è l'espressione che dai oppure se sei così veramente, e se magari non invidi un pochino il percorso che ha fatto Italiano, che ha avuto, tanto un tuo amico, che ha avuto la possibilità di arrivare in alto per gradi e non in un'annata così complicata, invece come è successo per te. Ma no, io non invidio nessuno, ho avuto la fortuna di partire subito dalla Juventus e credo che l'avrebbero accettata tutti, e quindi io di questo sono stracontento. L'Italiano ha fatto il suo percorso, ha deciso di fare un percorso diverso, però ognuno fa la sua strada. È un bravo allenatore, l'ha dimostrato in tutti questi anni, però se gli avessero chiesto di allenare la Juventus al primo anno, penso che non si sarebbe tirato indietro. Per quanto riguarda invece l'umore della squadra, l'umore è buono, sa che abbiamo perso punti per strada, però non abbiamo abbassato la testa, sappiamo che abbiamo ancora un percorso lungo da cavalcare, abbiamo tante partite da giocare, soprattutto c'è ancora l'entusiasmo di poter raggiungere gli obiettivi, che questa è la cosa principale. E chiudiamo con Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Buon pomeriggio Andrea, volevo chiederti come accogli questa novità degli arbitri che parlano e che possono spiegare quindi le cose. Ti sembra realmente una svolta o pensi che non lo sarà? No, lo trovo molto giusta, una cosa nuova che può tornare a favore di tutti. L'importante è poi però che si parli di episodi della partita che c'è stata poco prima e non di episodi magari di 3, 4, 5 anni prima. Si parli degli episodi effettivi di quello che è successo durante la gara della domenica. Grazie a tutti, buona giornata.